preso la valigia e se n'è andato, perché la nuora non lo vuole più. È troppo vecchio, troppo malandato, con i bambini non ce la fa più. E allora si è rivolta all'ospizio, ma si è sentito dire solo no. Ci spiace tanto amico, ma non c'è spazio, già stiamo troppo stretti, non si può. È il vecchietto, e dove lo metto, non si sa. Mi dispiace ma non c'è posto, e non c'è posto per carità. Il vecchietto, e dove lo metto, no. Non c'è posto per carità. È andato dritto all'ospedale, chiedendo un posto all'accettazione. Non ce la faccio più, mi sento male, mi manca solo ormai l'estrema unzione. Ma il medico di turno si è scusato, guardandolo con un sorriso fesso. Lei non si rende conto in quale stato era? Abbiamo gente pure dentro al cesso. E il vecchietto, e dove lo metto, non si sa. Mi dispiace ma non c'è posto, e non c'è posto per carità. E il vecchietto, e dove lo metto, non si sa. Mi dispiace ma non c'è posto, e non c'è posto per carità. E allora, non sapendo cosa fare, ha fatto quello che può fare un pazzo, con una corda al collo in fondo al mare. Ha fatto finta d'essere un merluzzo, ma al cimitero grande del Verano, appena sceso giù dal furgoncino, s'è incavolato subito il guardiano, mettendosi a parlare col becchino. Ma dico, sto vecchietto, ma dove lo metto? Non si sa. Mi dispiace ma non c'è posto per carità. Ma dico, allora io chiedo dove lo metto? Ma dove lo metto? Non si sa. Mi dispiace ma non c'è posto, e non c'è posto per carità. E il vecchietto, dove lo metto? Non si sa. Va a finire che non c'è posto, forse neppure nell'aldilà. A questo punto lo spettacolo dovrebbe essere finito. Non è finito, dovrebbe.